Del capolinea degli autobus extraurbani ACTV, Bus Italia e Arriva Veneto si è ripetutamente fatta notare la mancanza di una pensilina. Il capolinea è stato spostato più o meno lo scorso marzo e i passeggeri sono rimasti alternativamente sotto il sole cocente o la pioggia battente, trovando riparo o sotto la tenda gentilmente messa a disposizione dall'edicola che si affaccia sulla piazza o sotto il porticato del vicino caseggiato. Ma il problema non è solo questo, o meglio questo è quello più tangibile dal lato utente che si sfoga sui social facendo notare il suo disappunto. Ci sono notevoli problemi anche dal lato conducente. Ora il capolinea si trova praticamente lungo quella che era la corsia preferenziale per gli autobus quando era posizionato presso l'ex Siamic. Questo attuale presenta molte problematiche, a partire dall'immissione nella circolazione, al passaggio dei pedoni, alla salita e discesa dei passeggeri. Da marzo sono stati presentati rapporti agli uffici competenti a tutti i livelli sulle problematiche che i conducenti dei bus si sono trovati costretti ad affrontare, inclusa la mancanza di spazio per tutti i mezzi, ma finora nulla è stato fatto. Si era parlato anche di spostare il capolinea a Campocannoni, ma anche quello è stato un discorso che si è interrotto. Gli autisti concordano sul fatto che doveva essere una situazione temporanea a cui ci si sarebbe potuti adattare per qualche settimana, ma ormai sono passati mesi e il temporaneo sta assumendo l'aspetto del definitivo, con tutti i disagi che comporta ai lavoratori delle aziende di trasporto pubblico e all'utenza. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.